Vogliamo aprire la Bibbia in Secondo Re, capitolo 4. Leggeremo dal primo verso fino al verso 7. Alleluia. Io registro sempre le predicazioni, ma non per rivedermele. Le pubblico su internet. Per chi, sperando che possa ogni tanto le giriamo. Questo volevo dire, fatele girare, no? Non per pubblicizzarmi, per ascoltare la parola di Dio. Giratele, condividete, pubblichiamo su Facebook e anche su YouTube. Mandatele a qualcuno, ormai questi telefonini si condivide. Ho mandato una parola anche al fratello. Anche su YouTube. Su YouTube, sì. Su YouTube cercate Chiesa Evangelica. Si può anche condividere. Il link lo mandi. Sì. Tranquillo. Siamo nel 2023. Sfruttiamo. Io anche tranquillo, ero rimasto tanti anni fa. Comunque condividiamo, sfruttiamo questa tecnologia per evangelizzare. Bene, vogliamo concentrarci adesso sulla parola di Dio. Amen. Dio sia lodato. Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, gridò a Eliseo: mio marito, tuo servo, è morto. E tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Il suo creditore è venuto per prendersi come schiavi i miei 2 figli. Eliseo le disse: che devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa? Lei rispose: la tua serva non ha nulla in casa tranne un vasetto d'olio. Allora lui disse: va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non ne chiedere pochi. Poi torna, chiudi la porta dietro di te e ai tuoi figli e versa dell'olio in tutti quei vasi. Man mano che saranno pieni, falli mettere da parte. La donna si allontanò da lui e si chiuse in casa con i figli. Questi le portavano i vasi e lei vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: portami ancora un vaso. Lui le rispose: non ci sono più vasi. E l'olio si fermò. Allora lei andò e riferì tutto all'uomo di Dio, che le disse: va a vendere l'olio e paga il tuo debito, e di quello che resta sostentati tu e i tuoi figli. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. Dio provvede, è vero? E Dio sa risolvere ogni bisogno, ogni problema. Questo è uno dei tanti miracoli che Eliseo ha fatto, ma consideriamo una cosa: in quell'epoca non c'era una rivelazione dello Spirito del Signore. Questa è la dispensazione della legge, no? La dispensazione dei profeti. Lo Spirito del Signore era solo per qualcuno, non era per tutti. Oggi ringraziamo il Signore che il suo Spirito è per tutti. Alleluia. Non abbiamo Eliseo al quale possiamo rivolgerci, ma abbiamo Cristo Gesù il Signore, che sempre ha provveduto per la nostra vita, lo continua a fare e lo farà ancora. È vero? Alleluia. Ebbene, qui viene descritto questa famiglia che vive una difficoltà. Era una vedova con 2 figli. E il marito della vedova, che era morto, era uno dei discepoli di Eliseo.
Questa famiglia ha un grave problema e credo che oggi non ci sia famiglia senza un problema. Vogliamo pregare per le nostre famiglie. Alleluia. Questa donna incontra Eliseo e grida a lui, dicendogli: mio marito, tuo servo, è morto. E tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Questa donna si rivolge a Eliseo, ma reclama il fatto che il marito serviva il Signore. Mi rivolgo a te, mio marito non c'è, ma tu sai che mio marito serviva il Signore. E quando è chiamato qualcuno al servizio, a servire il Signore in modo particolare, anche il resto della famiglia è coinvolta. Quindi questa donna sapeva che il suo problema poteva risolverlo solo il Signore. Alleluia. Aveva dei debiti. Qui non viene specificato come ha contratto questi debiti, forse hanno fatto degli errori, non lo so, ma non sta a noi sindacare. Però c'era un grave bisogno, c'era un creditore che reclamava e aveva chiesto i suoi 2 figli come risarcimento per farli schiavi. Un grosso problema, vero? Alleluia. Eliseo gli dice: che devo fare per te? E poi notate, dimmi che cosa hai in casa. Questa famiglia aveva qualcosa in casa sul quale poi l'uomo di Dio, ma Dio poteva iniziare un'opera. Che cos'hai in casa? Questa donna prima dice: non ho niente. Poi riflettendo dice: tranne un vaso con un po' d'olio. È già qualcosa. Amen? Alleluia. Quando ci troviamo nelle difficoltà più estreme, guardiamo a cosa abbiamo prima di disperarci. Che cos'hai? Non ho niente, solo la fede nel Signore. È già un buon punto di partenza. O no? Se poi riesci a dire, perché guardando dentro di te ti ricordi che c'è ancora qualcos'altro, c'ho anche un po' d'olio, che è figura dello Spirito Santo. Amen? Allora vedi che l'inizio fa vedere cose buone già dall'inizio. È vero? Ci deve essere sempre qualcosa su cui poggiarci. E grazie a Dio abbiamo lo Spirito del Signore. Amen. È sempre con noi. Egli non vi lascerà. Amen. Ma anche nelle difficoltà? Sì, anche nelle difficoltà. Lo Spirito Santo non vi lascerà mai soli. Voi non siete orfani. L'orfano non ha nessuno. Possiamo non avere anche genitori, ma se abbiamo lo Spirito Santo non siamo orfani. Abbiamo qualcuno a cui rivolgerci. È vero? Hai qualcosa dentro casa tua, dentro di te hai qualcosa. Gloria a Dio per questo qualcosa. Poi ci sono anche dei credenti che questo qualcosa non ce l'hanno. E noi vogliamo pregare affinché tutti quanti possiamo avere qualcosa.
Alleluia. Che cos'hai? Non ho niente tranne un vasetto d'olio. Prendilo, portalo qui. Poi vai a chiedere vasi vuoti. Quanto più ne puoi. Non ne chiedere pochi. Quando ci si affida al Signore, dobbiamo aspettarci sempre abbondanza. Siete d'accordo? Perché il Signore non dà mai con misura, ma sempre in modo di più. Una misura pigiata, scossa e traboccante, è scritto. Alleluia. Va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non ne chiedere pochi. Poi torna, chiudi la porta dentro di te e i tuoi figli e versa dell'olio in tutti quei vasi. Quando ci si affida al Signore, dobbiamo imparare che bisogna che impariamo a chiudere la porta dentro di noi, dietro di noi, per isolarci da tutte quelle cose che possono distrarci. Siete d'accordo? Non so se avete passato quei momenti particolari di vita, di problemi, difficoltà, e poi hai preso la decisione, devo pregare, no? E quei minuti di preghiera sono minuti fondamentali. Ed è buono che quei pochi minuti siano profondi. Questo chiudere la porta è proprio, ci ricorda quanto ci insegna Gesù. Entra nella tua cameretta, chiudi la porta, serra l'uscio e nel segreto chiedi al Padre tuo. E il Padre tuo che nel segreto te ne darà la ricompensa. Amen? Notiamo ancora che qui si parla di un olio che continua ad essere versato. Questo olio è continuo. L'opera dello Spirito Santo è un'opera continua. Ma lo Spirito del Signore ha bisogno di vasi vuoti da riempire. Ma cosa ci rappresentano questi vasi vuoti? Io sono un vaso vuoto. Tu sei un vaso vuoto. Noi dobbiamo essere riempiti continuamente da quest'olio che è di gran valore, che non ha prezzo. Amen? Tanti vasi furono riempiti e finché c'erano vasi l'olio continuava. Poi quando riempì tutti i vasi, la donna disse a uno dei suoi figli: portami altri vasi. Non ce ne sono. E l'olio si fermò. Quando si ferma l'opera dello Spirito Santo? Quando non ha più vasi da riempire. Noi vogliamo che ci siano sempre dei vasi vuoti. Amen? L'opera dello Spirito Santo è un'opera continua, fluida, scorre sempre l'olio della grazia di Dio, lo Spirito di Dio. A volte i vasi però non vogliono ricevere perché hanno il coperchio. E se c'è il coperchio, il vaso non può ricevere nulla. Cosa vuol dire questo? Che anche se siamo presenti, ascoltiamo il culto, possiamo tornarcene anche a casa vuoti, come vuoti siamo entrati, perché il nostro cuore è chiuso, ma Dio vuole dei cuori aperti. Amen? Amen. E allora togliamo il coperchio, scopriamoci, apriamoci alla presenza del Signore. Amen.
portami ancora un vaso. Non ci sono più vasi. Sembra la descrizione di una realtà triste. Non ci sono più vasi. Io non voglio che un giorno io preghi per la Chiesa e poi mi rendo conto che non ci sono vasi. È una triste realtà. Signore, fa che ci siano sempre dei vasi da riempire. Ma dei vasi che devono essere vuoti, però. Svuotati. La coesistenza non ha mai fatto bene. Gesù racconta una parabola, quella del vino nuovo in otri vecchi, vi ricordate? Oppure del vestito nuovo ed con delle toppe che si vedono, no? Mi è stato spiegato questa reazione chimica. Il vino nuovo va messo in otri nuovi e va lavato bene. Quando l'otre contiene il vino, anche il residuo di qualcosa di vecchio, c'è una reazione chimica che fa esplodere l'otre. Nella fermentazione il contenitore esplode. Non possiamo portarci dietro le cose vecchie. Se Dio ci ha perdonati e crediamo nel perdono di Dio, i nostri peccati sono stati perdonati e cancellati. Dio non se ne ricorda più. È vero? Se abbiamo fatto l'esperienza della salvezza, è perché crediamo che quello che in noi era sudicio, sporco, dentro di noi, Dio lo ha pulito in un modo meraviglioso, ci ha lavati con il suo prezioso sangue. Dobbiamo credere in questo e non portarci dentro le cose vecchie, perché la presenza di Dio deve abitare in un luogo santo e noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Questo non vuol dire che siamo perfetti. Nessuno lo è. L'unico che conosco, anzi, si chiama Gesù. Lui è perfetto. Ma quantomeno dobbiamo stare sulla via della santificazione. Questi vasi erano appartati. Eliseo disse: metterli da parte questi vasi. E la parola santo significa appartato, messo da parte per uno scopo santo. Amen. Amen. Alleluia. Se vogliamo agli altri parlare di Cristo, dobbiamo essere riempiti dello Spirito del Signore. Se vogliamo affrontare la quotidianità, la vita piena di problemi, di difficoltà, e se dobbiamo affrontare le insidie del nemico, dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo. Vasi vuoti, riempiti. Amen. E solo così vedremo la gloria di Dio. Alleluia. Quella donna vide la gloria di Dio e la fedeltà di Dio. E vorrei aggiungere anche un'altra cosa: tutto quello che si fa per il Signore non è mai vano. Dio tiene conto sempre del tuo impegno, delle tue rinunce e del tuo servizio. Amen. Amen. Alleluia. Quell'uomo che è morto, discepolo, servitore di Dio, è andato con il Signore, ma sapeva, credo, in cuor suo, di affidare la propria famiglia alle cure non del profeta Eliseo, ma di Dio stesso, quel Dio che ha servito tutta la sua vita. E
Quando quella donna, quella vedova, va da Eliseo, ricorda Eliseo proprio: mio marito ha servito. Vabbè, sì, cosa posso fare per te? Gloria a Dio. Ecco perché è buono, fratelli, servire il Signore e mettersi al sicuro. Qualunque cosa possa mai capitarti, potrai sempre contare sulla fedeltà di Dio. Ho conosciuto tanti servitori di Dio che adesso sono con il Signore. E guardo le loro famiglie e ho visto famiglie benedette. E ha rincuorato anche il mio cuore. Signore, so che tu tieni conto di ogni cosa. Tutto quello che noi facciamo è per la sua gloria. E servire il Signore è un impegno, a volte costa tante rinunce. Ma un giorno so, se non sono io, sarà qualcuno della mia famiglia, potrà dire: Signore, ricordati. Lo dico anche ai miei figli. Mio padre ti ha servito. Serviamo il Signore, fratelli. È un privilegio servire il Signore. Servire il Signore non è solo fare il pastore, ma tutti noi possiamo servire il Signore, vivendo una vita consacrata e di testimonianza agli altri, parlando agli altri di Gesù, portando il lieto messaggio che Gesù vive. Alleluia. Sai, servire il Signore può essere pesante o può essere leggero. Se lo fai come gratitudine al Signore, ti verrà leggero. Ma se lo fai come un dovere, sarà sempre pesante. Io non lo faccio solo per dovere, è un dovere, ma è un onere, un privilegio. Io considero un privilegio per me servire il Signore. È un'opportunità. Quando il fratello mi ha chiamato, sono andato a predicare a Lentini, dicevo: ringrazio il pastore per l'onore e per l'opportunità di servizio. Il fratello è rimasto a guardare. È un'opportunità di servizio. E grazie, Signore, quando ci dai l'opportunità di servirti. È un onore servire il Signore. È un privilegio, è una gioia servire il Signore. Quella vedova, insieme ai suoi 2 figli, è stata grandemente benedetta. L'olio che ha raccolto è stato oltre ogni aspettativa. Eliseo dice: vai a vendere l'olio, paga il tuo debito. È giusto pagare i debiti? È vero? E di quello che resta, sostentati tu e i tuoi figli. Altro che sperare nella pensione dell'INPS. Meglio sperare in Dio. Altro che sperare nel governo. Io spero in Dio. E le mie preghiere sono: Signore, benedici anche questo governo. A me non mi interessa il colore politico. Pregate per il Re, è scritto, e per chi ci governa. Noi speriamo in Dio. La nostra fiducia è nel Signore. Alleluia. E il Signore ci premierà. Amen? Amen. Alleluia. Nelle difficoltà non vogliamo trovarci nello sgomento, nello smarrimento. Ma se stai servendo il Signore, lo hai servito fin qui, reclama il tuo diritto di figlio di Dio. Amen. E vedrai che non ti sarà negato, perché Dio è fedele e mai nulla verrà a mancare
a quelli che sperano nel Signore. Come il Signore ha provveduto per questa vedova, per questi 2 figli, liberandoli anche dalla schiavitù, così il Signore interverrà nella nostra casa, nella nostra famiglia, liberando anche i nostri figli dalla schiavitù del peccato. Amen? Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Gesù.